dietro la zona di partenza. Quindi Martina Millo del Friuli Venezia Giulia, che da pronostico va a tagliare per prima il traguardo, adesso invece tra pochi istanti sempre sopra i 60 ostacoli. Anche qui una lotta spalla a spalla tra Bionda e Realdon, 74 cm. Intanto il Friuli Venezia Giulia nella prossima Zuri Quaglieri, non ci sbilanciamo per Friuli, 8,97 ci sta per una Marini del Veneto con Abigail Giovello del Tagliare con un 8,85. Dice di no, nell'alto. Cristian Baglia, avendo vinto questa batteria. C'è un ed è proprio il portatore del Trentino. Uno sparo con il portatore delle mani. Subito da portare 5 stati con 5. Eleonora Iori che va a confermare 7-6 alla Rencic. Con il Ginardello, la prestazione della Veneta, 1,64. Lo tiene fino alla fine, 7,72. Cagliari. Irene Eugene incalzata da Babiola, segreteria maschile, Ave, 7-12 ostacoli allievi, nella fine del pollo, Arredo, 7-16, nel settore allievi. Wow, molto combattuta questa batteria, sembra e successivamente a Realdon 60 ostacoli. Giulia grande 82 anche. Ed era Toscana. Asticella restandoci 60 ostacoli. Che salto, un salto splendido. Manolo Novic, 12° posto. Viva sì. Giacomo Zuccon, ha aggiornato ancora un centesimo. 8,64. Ed è l'atleta delle Marche. Passare di là. Finale. Bosso si distende 7-30. Siamo alla finale, 7° 12° posto con Patrizia Nessenzia che ferma il treno. Partenza decisa. Con l'atleta sembrato davvero buono. E siamo della Minerva Sessanitese, molto combattuta, ed è il portatore dell'Emilia, Manfredi 7-24 di oggi. Anna Bionda, sul primo personale l'ho fatto anche Enrico Baccarin del Velo, siamo sempre in unite, la nuova miglior prestazione 7-38. Intanto stanno preparando le 2 gare dell'Induscar, il terzo classificato 7-0 insieme al secondo posto con il personale.
Peccato davvero. Peccato, proprio. Dal portacolori della Toscana, Oliva. Bravo, grande Pino. E vince la rappresentante, quindi direi che non ci sia stata davvero gara quest'anno. Tante iniziative che stanno venendo così, stanno studiando, stanno venendo a galla, speriamo che sia così.